Intanto io ringrazio tutti gli ospiti, coloro che hanno deciso di accettare il nostro invito e naturalmente avete anche visto che qualcuno non ha accettato il nostro invito, perché gli enti previdenziali a oggi sono 2 più 3. Noi ringraziamo tanto l'INAR della presenza, il dottor Lucivello di averci onorato della sua presenza. Noi avevamo invitato anche l'INPS, non sono venuti e questo credo che dimostri anche sia ulteriormente testimonianza dello stato delle relazioni con quell'istituto. Un bilancio è un bilancio di come si sono vissuti gli ultimi anni, ovviamente anche un impegno per il futuro. Noi non possiamo prescindere da come patronati, come abbiamo vissuto gli ultimi anni. Credo in tutti gli interventi che ci sono susseguiti questa mattina, a partire dalla relazione prima di Claudio, sia emerso come questi ultimi 3-4 anni sono stati molto difficili per tutti, molto difficili. Sono stati difficili prima di tutto per i cittadini privati di certezza, la certezza del lavoro, la certezza, quelle che c'erano prima di tipo previdenziale, tante certezze di tipo, diciamo così, di sostegno al reddito che nel frattempo sono cambiate, profondamente diminuite, tante prestazioni dello Stato sociale. Ieri con il CGIL c'è stato un bel importante convegno in materia sanitaria ed è emerso ulteriormente l'accettazione di come anche su quel versante si stanno drammaticamente comprimendo i diritti individuali delle persone nella tutela della salute attraverso la compressione delle risorse nonostante l'aumento dei LEA. Ecco, anni molto difficili, nei quali le persone si sono spesso sentite troppo sole e hanno trovato negli uffici di patronato, dei tanti patronati in Italia, dei tanti uffici di patronato dell'INCA e degli altri istituti, un ascolto, una risposta e una tutela. Sono anni che hanno coinciso con una profonda trasformazione della pubblica amministrazione. L'INPS ne è l'aspetto più emblematico rispetto alla gestione stronga del processo di telematizzazione e di allontanamento nel rapporto con il cittadino. Il cittadino che aveva sempre più bisogno di sapere, di essere ascoltato e di essere accompagnato in un processo di esercizio delle tutele possibili. E noi c'eravamo quando altri non c'erano. Io credo che questo sia un problema per questo Paese. Non basta che si dica meno male ci sono i patronati, poi sull'aspetto economico non lo si riconosce, ma in realtà la consapevolezza del meno male ci sono i patronati è una consapevolezza di tutti, non basta. Il punto è un altro, è che se non c'è un sistema pubblico in grado di interloquire, di dare risposte e di dare ascolto e di rapportarsi alle persone, poi non ci possiamo stupire se ci sono gli atteggiamenti anche elettorali che ci sono, se la gente perde fiducia, se la gente si allontana. Noi rivendichiamo insieme alle nostre organizzazioni di essere stato un fattore di coesione sociale in questo periodo così difficile, ma davvero non basta, proprio perché non vogliamo esercitare supplenza e vorremmo esercitare invece una pulita, sana integrazione nelle funzioni del pubblico e nelle funzioni del privato. Diceva prima il dottor Lucivello come sia importante anche per gli enti previdenziali, anch'essi profondamente dalla strada sociale economica e fatti oggetto di un processo di riorganizzazione pesantissimo. Sia importante ringraziare anche l'abnegazione con la quale il personale che c'è è riuscito a far fronte a fasi così difficili.
E anch'io davvero penso che in questi anni tutti i compagni e le compagne dell'Inca abbiano fatto tanto di più di quello che, diciamo così, dovrebbe essere richiesto in un normale stato di servizio di chi lavora in un'attività che dovrebbe essere una normale attività di ufficio. Perché tutti ci si è fatti carico di più di quello che è il normale impegno, proprio esattamente di quello che veniva richiesto in termini di attenzione, che non è soltanto la precisione nel fare le pratiche. Io ho voluto fare questo riferimento su questi anni difficili perché credo che l'evoluzione che c'è stata, anche dal punto di vista normativo, non ci porti oggi ad una condizione più facile, a meno che il Paese, la politica, il governo non capisca, non interpreti il fatto che l'attuale modello di gestione del welfare state così non può funzionare, e non solo per le risorse a disposizione. Siamo passati dalle poche certezze del diritto che avevamo alle troppe incertezze. Troppe. Abbiamo troppe incertezze per quanto riguarda il se e quando e come alle persone. Gli ammortizzatori sociali hanno avuto una profonda evoluzione e quelle persone che prima venivano a chiedere in occasione di perdita del lavoro gli ammortizzatori sociali, oggi non sono meno, sono persone che vengono e si sentono dire che in molti casi non c'è più niente, quindi le domande verso gli enti previdenziali diminuiscono, ma l'amarezza delle persone che non hanno risposta non sta diminuendo. I bonus non sono sinonimo di certezza di diritto, sono sinonimo di disarticolazione del diritto. E un paese che si regge sui bonus si regge su una sensazione perenne di incertezza, anche perché sono tutti a termine, tutti, dall'ape social all'altra che non c'è ancora, l'ape volontaria, una dimostrazione che non era una grande fodata, come avevamo ipotizzato anche come organizzazioni sindacali. Però anche quello che l'ambito sociale è a termine, tutti i bonus sono tutti a termine. E aveva ragione prima Treu quando diceva non c'è solo un problema di quanti sono le occasioni messe a disposizione delle persone, ma anche come effettivamente riescono ad esercitare quel diritto. Allora, quando si tratta durante il bonus che sono sganciati da condizioni reddituali piuttosto che da altre condizioni, per quale motivo non possono essere automatici? Per quale motivo in questo processo di presunta semplificazione non si rende semplice il rapporto con l'utenza, ma lo si complica nel mettere perennemente le persone in fila a cercare delle risposte per poter accedere all'esercizio del diritto? Perché attraverso questo si risparmiano anche molti soldi rispetto a quelli stanziati che derivano già da tagli di altre prestazioni. Ecco perché la preoccupazione che abbiamo è non tanto di come noi riusciremo a reggere nel rapporto con le persone, ma di come questo Paese sarà nelle condizioni di ridare un briciolo di fiducia in relazione a certezza del diritto che accompagni le fasi principali della vita di una persona, che vanno esattamente nella dimensione previdenziale piuttosto che nella tutela dei percorsi di genitorialità piuttosto che nei percorsi di salute. Ed è per questo motivo che noi insistiamo tanto sul nostro futuro come consulenti, perché davvero noi non abbiamo smesso di pensare ad una pubblica amministrazione in grado di semplificare il rapporto
telematico con il cittadino. Oggi si è solo complicato, anzi, non si è complicato perché è tutto telematico, ma anche perché dietro al fatto che tutto si gioca se c'è il flag sì o il flag no, io non sono telematica, ma quando sento i nostri colleghi che parlano di come della difficoltà di venire dietro a tutti quei flag è veramente una cosa insopportabile, quel flag sì, quel flag no, che condizione è tutto. A prescindere dal fatto che la persona abbia fatto la domanda e dato effettivamente le condizioni per poter esercitare quel diritto, fa sì che c'è un'azione di ostruzionismo istituzionale volto ad impedire ai più per voi, perché in realtà non è che riesca a farne molte, ma se questo flag è complicato per i cosiddetti addetti ai lavori, ma quanto è complicato per la singola persona? Allora, se questo Paese vuole cominciare a parlare davvero di una semplificazione tecnologica nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, deve cambiare come gestione, sia per quanto riguarda le prestazioni all'insegna della certezza del diritto, sia per quanto riguarda l'accesso anche al singolo cittadino. Non ho mai creduto, nel patronato c'è sempre stata, c'è molto stata questa discussione, non ho mai creduto che il ruolo del patronato potesse diminuire nella misura in cui la pubblica amministrazione rendesse accessibili in automatico i servizi ai cittadini. Non ci ho mai creduto, perché penso ancora oggi che il nostro ruolo sia più ampio. Abbiamo anche l'ambizione che sia oltre e più ampio, appunto nell'accompagnamento consulenziale, nella costruzione di processi e di percorsi. Ecco perché deve cambiare il rapporto con buona parte delle istituzioni con le quali ci confrontiamo. Io ringrazio davvero di nuovo il dottor Lucivello di aver partecipato a questa nostra discussione, non solo perché ha accettato di partecipare, ma perché sta rappresentando un istituto che in questi anni ha fatto dei cambiamenti davvero rilevantissimi nella interpretazione del ruolo dell'istituto medesimo. E vorrei dargliene atto pubblicamente. Mi vorrei soffermare invece appunto sulla interpretazione del ruolo dell'INAIL. Non è voler parlare male di altri istituti, vorrei che essere chiari in questo senso, ma in passato avevamo una rappresentazione anche nel rapporto con il cittadino, avevamo una rappresentazione di un'INPS, casa davvero di tutti, non solo perché ci sono i nostri contributi, ma vado all'INPS, no? Che appariva come un istituto vicino, nonostante la presenza dei patronati, eccetera, ma appariva come un istituto vicino. E in quegli anni l'INAIL appariva lontano, appariva solo come l'assicurazione delle imprese, come quell'ente al quale chiedere il risarcimento quando mi sono fatto male. Il cambiamento di questi anni dell'INAIL, il processo che ha avuto, secondo me va davvero attentamente monitorato e valorizzato, perché quanto più assistiamo a istituti pubblici della salute che si ritraggono, e parlo di prevenzione, io vengo da una regione sulla quale pensavamo di avere una struttura pubblica di prevenzione attraverso le ASL, vantavamo tutti ora l'occhiello, non la trovo più. Prevenzione, cura, riabilitazione, tanto più stiamo facendo fatica ad ottenere quelle prestazioni come continuità di percorso
capo alle persone da parte della struttura pubblica deputata ad erogare la salute pubblica, quanto più credo sia da mettere in evidenza e da valorizzare il fatto che per gli fortunati, ovviamente, e per i soggetti assicurati, ovviamente, l'istituto l'INE fa lo sforzo di accompagnare le persone in tutto il percorso, dalla prevenzione e oggi fino al reinserimento. Ecco, io credo che sia molto importante anche da parte nostra cercare di accompagnare questo progetto e questo processo di cambiamento dell'INE. Da parte nostra anche come patronati, accompagnarlo perché davvero significa il vero senso della cultura della prevenzione e dell'attenzione alla salute delle persone ed esige il protagonismo non solo delle imprese, ma esige il protagonismo anche dei lavoratori nella interlocuzione con l'ente, che non sono solo i soggetti che ricevono o che hanno diritto alle prestazioni. Ecco, io credo che questo sia proprio emblematico di quello che si dovrebbe cercare di costruire nelle relazioni con l'insieme delle istituzioni pubbliche. Istituzioni pubbliche che cercano di chiudere il cerchio della loro competenza, della loro missione, cercano di chiudere il cerchio, cercano all'interno di questo di trovare interlocuzioni con i soggetti esterni e si costruiscono dei percorsi per fare in modo che l'insieme, in questo caso aziende e lavoratori, possano essere consapevoli di questa innovazione, di questo percorso e fruitori appieno. Noi questo non lo troviamo più nell'altro istituto previdenziale. È vero, ieri quando diceva Boeri dovremmo essere considerati più un istituto di protezione sociale, perché è vero che sono tantissime le attività che sono attribuite a questo istituto, ma proprio se si vuole essere istituto di protezione sociale, il concetto di protezione è totalmente contrapposto alla autodeterminazione, all'isolamento procedurale nonché decisionale e, mi permetto di dire, è totalmente estraneo, contrario alla presunzione dell'arbitrio interpretativo, del quale ultimamente si è molto poco questo istituto, arbitrio interpretativo. Per cui abbiamo più da combattere con interpretazioni interne date in modo sbagliato, piuttosto che quando sono difficili applicazioni le leggi oggi in vigore. Questo è un grosso problema. Non voglio più parlare di chi non c'è, ma questo è un problema nei rapporti tra patronati e insieme della pubblica amministrazione. Anche perché io mi permetto di questo ho sempre coltivato l'ambizione che gli enti previdenziali possano anche essere i soggetti che rilevano l'attività dei patronati, perché soggetti terzi. Però se c'è la droga interna rispetto alla gestione e all'uso delle procedure, questo diventa un problema per il Ministero, diventa un problema per noi enti di patronati. E quando ci sono relazioni così complicate con alcuni istituti, così come ho cercato di rappresentare, a maggior ragione il ruolo del Ministero dovrebbe essere, mi permetto di dire, altro da quel che è oggi, a partire dalla rappresentanza politica di quel Ministero fino ad arrivare all'insieme della tecnostruttura che regge le relazioni. Se stiamo tutti vivendo una fase di cambiamento così complicata, una fase di cambiamento come questa esige che anche la quotidianità sia una quotidianità che vede relazioni strette.
Noi non abbiamo mai avuto relazioni così distanti come in questa fase. Patronato, processo di qualità, non sappiamo come siamo messi. Gestione delle risorse, non sappiamo, abbiamo visto cosa ci è arrivato, ero presente, abbiamo visto cosa ci è arrivato, ma non sappiamo mica di come, oggi come sia, quanto sia rimasto, diciamo così, e dove sia andato. Gestione della statistica, dicevo prima, quello che certifichiamo noi, che diamo noi, non sappiamo, quello che ci ritorna non sempre è abbastanza chiaro nei rapporti che ci sono nella interlocuzione tra i diversi soggetti. Ecco, allora, non è un caio di doléanza questo qua, è per dire però che proprio perché tutti quanti vorremmo investire su un futuro fatto di relazioni più forti e più trasparenti e anche più serie da questo punto di vista, lo sforzo lo dobbiamo fare davvero tutti quanti. E lo sforzo va fatto anche nel cercare di costruire una regolamentazione per i patronati che sia gestibile. Oggi non è gestibile. Claudio si è soffermato a lungo sulla parte economica, di cosa ha significato, cosa significa per noi il taglio che è stato prodotto. Un taglio accompagnato da una serie di promesse, di possibilità di attività che sono rimaste promesse sulla carta perché al momento sono decisamente ingestibili. E questo è un altro problema, perché sembra quasi che si dica ai patronati: provateci, rischiate, a vostro appunto rischio e pericolo, poi vediamo come va a finire. E magari qualcuno ci può costruire sopra anche qualche scandalo. E la grossa preoccupazione che abbiamo è che qualcuno possa pensare che sono stati forniti ai patronati degli strumenti a disposizione, strumenti che possono permettere eventuali altri tagli prossimi finanziarie, perché sappiamo bene che c'è ancora chi pensa che quanto tagliato fino ad ora non è ancora sufficiente per quello che si aveva in mente. Ecco, questo davvero è il nostro problema. Come patronati tutti del CEPA, soprattutto patronati di CGIL e CGIL, non abbiamo mica accettato l'idea del mercato della tutela, nessuno di noi l'ha accettato. Non abbiamo deciso di metterci sul mercato, non abbiamo deciso di diventare enti commerciali, non abbiamo deciso di chiedere la tariffa alle persone, salvo quella modalità del contributo prevista dal decreto nella limitatezza con la quale abbiamo acceduto. Perché in realtà noi crediamo davvero nella universalità del diritto dell'accesso, proprio perché a fronte di una pubblica amministrazione che garantisce sempre meno rispetto alla risposta al cittadino, siamo consapevoli, siamo gli unici che garantiscono ancora l'universalità dell'accesso alle prestazioni del welfare. Ora, le due l'una però, o si ritorna ad affermare realmente che questa gamma di problemi, questa gamma di bisogni, l'insieme delle prestazioni che vengono tutte le volte attribuiti come di competenza ai patronati, e tutti i giorni ce n'è una nuova, ritornano ad avere una valorizzazione pubblica vera, o si riesce a costruire strumenti trasparenti, sicuri e tranquilli, attraverso le quali anche le possibili compensazioni possono essere senza rischio e pericolo. Claudio nella sua presentazione ha fatto un'affermazione che io voglio riprendere, perché prima ancora che economica è un'affermazione di tipo politico, di impegno politico che abbiamo nei confronti non solo dell'organizzazione ma anche nei confronti di noi stessi. Ed è questa. In questi anni la CGIL con le sue strutture ha più
finanziate anche da CAF e patronati. CAF tagliati non sono stati tagliati, patronati tagliati non sono stati tagliati. Ora si sono invertiti i fattori su questo paese. Mentre un'attività in passato riconosciuta come attività pubblica, remunerata con risorse pubbliche, e il contributo dell'organizzazione era per quello che chiedeva in più rispetto al servizio pubblico erogato, e sempre la CGIL ci ha chiesto di fare cose aggiuntive in più, l'insediamento territoriale, eccetera, eccetera. Oggi siamo all'esatto contrario. Gli iscritti alle organizzazioni sindacali stanno contribuendo con le risorse da iscritti alle organizzazioni sindacali non a finanziare l'attività sindacale, ma a finanziare un servizio universale rivolto a tutti. E questo noi lo dobbiamo dire al mondo. E quando diciamo che i non iscritti, cioè a chiedere che se si fanno carico di questa contraddizione, primo per spiegare cosa sta succedendo, perché tutti quanti pensano che siano finanziati dallo Stato, secondo per dire che questo paese è coinvolto, a questo punto ha bisogno anche di un intervento di tipo diverso, che non è una tariffa. Quindi è proprio un'opzione politica quella del dire è importante che i non iscritti siano consapevoli del fatto che c'è un paese da coinvolto nel quale il servizio pubblico, che dovrebbe essere remunerato da risorse pubbliche, in realtà viene finanziato quasi con una percentuale sempre crescente dagli iscritti ad un'organizzazione sindacale che si iscrivono per una serie di motivi, non certo per finanziare un servizio universale, perché allora paghiamo le tasse per finanziare un servizio universale, o come è, ci sono i contributi versati all'INPS, una parte dei quali dovrebbero essere utilizzati per finanziare queste attività. Io la finisco qui per dire che non è che possa durare così, non può durare così, perché un punto di chiarezza ci vuole rispetto a una riforma che è stata da un lato una controriforma per i patronati, dall'altro lato è stata una apertura di un possibile mercato senza avere il coraggio di andare fino in fondo, senza avere il coraggio di confrontarsi con quelli che sono i capisaldi di una legge istitutiva dei patronati e di un principio costituzionale che dice che stiamo svolgendo un servizio pubblico. Ecco, allora io credo che la politica, il governo non possa dire abbiamo chiuso il capitolo. Non per quanto riguarda i tagli, come cercavo di dire prima, ma per quanto riguarda davvero un riconoscimento dell'uomo. Noi certamente questo capitolo non l'abbiamo chiuso. E non è pensabile che siamo sempre nella condizione di cercare soluzioni interne che non ci espongano a rischio, ma che contemporaneamente spostano l'asse di quella che è la responsabilità pubblica. In altri paesi non ce li hanno i patronati, ma hanno una struttura pubblica ben diversa rispetto a quella che offre questo paese. Questo paese ha scelto di avvalersi della intermediazione in un modo così ampio, per noi è un onore, ma allo stesso tempo bisogna sapere che non si possono cambiare tutte queste fonti. Ecco allora che noi che vogliamo continuare a essere ottimisti per il nostro futuro e che vediamo davvero delle grandi prospettive per quanto riguarda il rapporto con le persone e anche la possibilità di creare fiducia, abbiamo bisogno davvero di istituzioni che siano politicamente, non solo organizzativamente, ma politicamente, è una scelta politica in grado di ridare fiducia alle persone, da un lato in termini di certezza del diritto e stabilità del diritto, almeno per alcuni istituti fondamentali, dall'altro lato per il sostegno a quelli che sono gli strumenti pubblici che riescono a garantire la certezza del diritto. Se la politica non si rende conto rapidamente di tutto questo, possono fare la legge elettorale che vogliono, ma di sicuro le persone sono impegnate in altro. Sono
perché ce lo dimostrano tutti i giorni. Proprio recentemente, quando è venuto una emittente televisiva a vedere se riuscivano a costruire uno spot sull'immigrazione, per intenderci, gli abbiamo detto: ma semplicemente venite con noi un giorno, andiamo in qualsiasi ufficio, decidete voi, dalla mattina alla sera, andiamo a vedere chi c'è lì, che cosa vuole, che cosa dice e che rapporto ha con le istituzioni, che rapporto ha con i propri diritti e che rapporto ha invece con gli unici soggetti che cercano di dare questo. È un bel problema questo, che non è solo, è anche in fonte di orgoglio per noi certamente, ma è una grossa preoccupazione per questo paese, perché se non saprà riprendere il filo invece nel rapporto con le persone, non è soltanto che il patronato possa far fatica a svolgere il proprio ruolo con l'organizzazione sindacale per vedere il patronato che vuole, che ha voluto, no, è proprio una dimensione sociale che rischia di essere drammaticamente compromessa, e noi non vogliamo che questo avvenga. Cioè, di sicuro nel nostro piccolo proprio cerchiamo di fare di tutto perché questo non avvenga.